Un caloroso abbraccio, una fede che palpita, quella che si respira nella chiesa dell'Opsa, che dal 22 dicembre sarà elevata a santuario. Il grande mosaico del Cristo risorto dell'abside accoglie chi entra, la cui attenzione viene presto attirata da Maria, Madre della Provvidenza, l'icona con lo stemma originario dell'Opsa. E proprio Maria, Madre della Provvidenza, sarà dedicata alla chiesa, realizzata all'interno della struttura che alle porte di Padova ospita 600 persone con fragilità, disabili e anziani, pronti a vivere domenica 22 dicembre una grande giornata di festa. Questa però sarà una festa ancora più sentita perché il Vescovo ci fa il dono, l'intera diocesi per la verità, ci fa il dono di elevare a santuario la nostra Chiesa. La nostra comunità è molto orgogliosa di questo segno perché è fatta di persone che sono qui, che vivono qui, è fatta appunto di operatori, è fatta delle tante persone che dall'esterno ci sostengono e che nel santuario potranno trovare un luogo di incontro come è sempre stato finora. Alle 9.45 di domenica 22 dicembre la solenne celebrazione eucaristica con dedicazione ed elevazione al santuario della Chiesa, presieduta dal Vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, sarà trasmessa in diretta su Antenna 3, canale 10 del digitale terrestre, un santuario che per le persone diventerà esperienza di fede e carità, come recita il motto dell'Opsa, Caritas cum fide, Cristo in fratribus. Qui si fa esperienza di una umanità molto profonda, quasi sollecitata dal contesto. Anche uno che è un po' freddo rispetto a queste cose, una volta che fa passi qui dentro, incontra persone, incontra la possibilità di dare una risposta, esce rasserenato. Una casa, l'Opera della Provvidenza Sant'Antonio, nata dalla volontà del vescovo di Padova Girolamo Bortignon di accogliere quelli che allora erano gli ultimi fra gli ultimi, i bambini con disabilità che vivevano nascosti nelle case negli anni 50 e 60. Ieri come allora, testimonianza concreta di amore e carità, l'Ops sarà uno dei luoghi giubilari della diocesi di Padova. Veramente possiamo dire che dagli inizi fino ad ora la provvidenza risplende su quest'opera.